Arrestato al porto di Palermo un giovane italo-tunisino accusato di associazione con finalità di terrorismo. Si tratta di un 23enne, Shamani Hamdi. Era arrivato nel capoluogo a bordo di una motonave proveniente dal suo paese d'origine, aveva addosso 2 passaporti, uno italiano e l'altro straniero. Era ricercato a livello internazionale dall'inizio dell'anno, nell'ambito di alcune indagini dei carabinieri del ROS sulla cellula islamica d'appartenenza. Secondo quanto accertato dalla polizia, Shamari risultava come l'ultimo componente ancora a piede libero di una cellula islamica sgominata il 29 aprile scorso dai ROS di Bari. In quel caso i ROS hanno arrestato a Scordia, in provincia di Catania, 2 tunisini nell'ambito dell'operazione antiterrorismo Marash. L'indagine aveva già accertato come dal 2008 gli indagati fossero associati tra loro per compiere atti di terrorismo internazionale in Italia e all'estero. Nello specifico il gruppo progettava, anche se non avrebbe mai individuato un obiettivo specifico, azioni terroristiche contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali riconducibili a stati infedeli e nemici. Gli inquirenti non escludono che tra gli obiettivi, visto che la cellula islamica con base ad Andria aveva organizzato campi di addestramento sull'Etna, potesse esserci la base militare americana di Sigonella, alle porte di Catania. La cellula che avrebbe pianificato attentati terroristici si ispirava ai principi della dottrina fondamentalista jihadista. L'imam arrestato al porto di Palermo si teneva in contatto con gli altri componenti su internet, navigando e chattando da call center da lui gestiti. Nel corso dei controlli è apparso molto nervoso agli agenti, ha pure tentato di nascondersi allo sbarco della nave, ma la polizia si è insospettita ancora di più e ha tentato di identificarlo. Il giovane ha fornito generalità false, ma i 2 passaporti che aveva addosso hanno permesso l'identificazione e il confronto dei suoi dati con quelli del database della polizia, che ha accertato la sua appartenenza alla cellula islamica e la presenza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari. L'arresto dell'ex imam della moschea di Campobello di Mazara, Shamani Hamdi, è uno straordinario risultato che si deve al delicato lavoro e all'alta professionalità dimostrati dalla polizia di Frontiera di Palermo. Lo afferma il ministro dell'Interno Alfano, che si è congratulato con il vice capo vicario della polizia Alessandro Marangoni per l'arresto di Shamani Hamdi, ricercato appunto per associazione per delinquere con finalità di terrorismo internazionale.